Geda, sei arrivato qui alla Nuorese, ovviamente l'ambizione era quella dei playoff, non è andata come ti aspettavi tu, come si aspettava anche la società probabilmente. Ma sì, credo il nostro obiettivo sicuramente è svanito qualche giornata fa, perché abbiamo iniziato un percorso 4-5 partite fa che era veramente molto buono con il ritorno del mister Mariotti. Purtroppo dopo abbiamo inciampato in qualche partita in cui potevamo veramente spiccare il volo per i playoff, purtroppo non siamo riusciti e a noi ci dispiace, perché poi la squadra ha dimostrato in certi frangenti veramente di meritare quei benedetti playoff, però purtroppo non siamo riusciti, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo anche avuto qualche però magari di formazione con qualche giocatore importante fuori, con qualche giocatore compreso meno non al massimo, però abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo. Non siamo riusciti, peccato, dispiace, adesso si va avanti, c'è l'ultima partita da onorare e vediamo cosa fare. Sei tornato in Sardegna quest'anno, può essere insomma un qualcosa per il tuo futuro, mettere radici qua in Sardegna anche una volta appese le scarpette al chiodo? Ma guarda, mi è piaciuto moltissimo, è stata una cosa molto bella il mio ritorno, veramente una cosa che a me, ti dico, quando si è presentata l'occasione, a me mi è piaciuto moltissimo il sapere comunque che dovevo ritornare in questa terra, quindi una terra in cui mi ha dato veramente tanto e i tifosi in generale mi hanno dimostrato questo. Io sono onorato poi dell'affetto in generale della gente, e poi non si sa per il futuro, guarda, non ti posso dire che cosa può succedere, però posso solo dire che sono veramente contento di essere ritornato, questo sicuramente. Parliamo della stagione del Cagliari, intanto ti chiedo se vedrai la partita di domani contro il Parma a Sant'Elia. Guarda, cercherò di fare il possibile, non so se ci riuscirò, però vedrò se riesco a vederla. Che idea ti sei fatto sulla stagione del Cagliari? Sicuramente una stagione abbastanza travagliata, abbiamo visto una squadra che è partita comunque con un po' di difficoltà e pian piano quelle difficoltà si sono accentuate di più. La squadra non è riuscita a reagire, magari a rimettere sul binario per cercare di salvarsi. È chiaro che adesso diventa parecchio difficile, però io dico sempre, anche un messaggio ai giocatori, di giocare fino in fondo, fino a che la matematica non li condanna, devono giocare fino all'ultimo, dare tutto e poi comunque uscire con la testa alta, perché magari hanno dato tutto. Sicuramente la squadra ha peccato un po' anche magari di inesperienza, perché è un campionato difficile e nei momenti topici della stagione la squadra non è riuscita a venire fuori, quello ho visto in grossa difficoltà. Purtroppo sai, sono stagioni che vanno in maniera perfetta e ci sono stagioni che magari ti girano male, purtroppo per il Cagliari questa non è stata una stagione bellissima. Conti, Cossu e Pisano in grande difficoltà, li hai sentiti? Cosa ti sentiresti di consigliare a questo punto? Ma io ti dico la verità, io ho seguito un po' dall'inizio, io credo che Cagliari si è tenuto questi giocatori perché ci credeva, purtroppo durante la stagione sono capitate dei momenti difficili, è chiaro che sono giocatori che hanno comunque la loro età, però hanno anche dato tanto a questa maglia, a questa società e conoscono benissimo l'ambiente di Cagliari. Io credo che un coinvolgimento, io dico da parte dell'allenatore, secondo me all'inizio su questi giocatori poteva farlo, però purtroppo ognuno ha i suoi pensieri, no? Io purtroppo dico sempre, non posso parlare di questi giocatori perché io so quello che abbiamo passato insieme, quindi posso dire solo bene di loro, quindi non posso dire che sono giocatori che non hanno mai dato niente per il Cagliari, anzi mi hanno aiutato a inserire al massimo, mi hanno dato veramente tanto e fatto capire cosa significa vestire la maglia del Cagliari. Purtroppo, siccome le cose sono andate male, chiaro che anche loro vengano messi in questo calderone, mi dispiace perché sono giocatori che comunque rappresentano molto questa maglia. Sei stato protagonista a lungo anche in Serie B, augurandoci che il Cagliari non sia protagonista, però se dovesse retrocedere, secondo te da cosa deve ripartire? Ma io credo che il Cagliari deve subito ripartire da subito e cercare di fare il salto di categoria, ritornare in Serie A, perché secondo me è quello il posto che aspetta una società come il Cagliari. Devi cercare di vedere gli errori poi che ha commessi e cercare di vedere quei giocatori che sono adatti a vestire quella maglia e soprattutto in una categoria difficile che era Serie B, se dovesse essere quello, no? E soprattutto ripartire, perché può essere comunque una stagione di passaggio, deve essere così, devono pensare questo e ripartire con entusiasmo, perché comunque Cagliari è una piazza importante e necessita anche di questo, di entusiasmo, perché senza l'entusiasmo non si va da nessuna parte.